Cari amici, ben ritrovati, 7ª edizione di Mosnigo in Fiore. Siamo qui al Polifunzionale in compagnia del nostro carissimo amico William Girardi, presidente del Proloco. Ben ritrovato William, si riparte alla grande dopo 2 anni di Covid che ci hanno praticamente fermato, però siamo ripartiti alla grandissima. Certo Luigi, sì, anche quest'anno come anche l'anno scorso, però in modo un po' più limitato perché il tempo non c'è stato proprio amico come quest'anno che ci sta regalando una bella giornata di sole e di caldo. La gente sta rispondendo bene alla manifestazione, speriamo bene per il proseguo della giornata. Sì, Moriago può contare varie associazioni, tanti volontari, e i volontari, come dico sempre, fanno la differenza nel portare avanti le tradizioni di un comune. In questo caso ringrazio le associazioni che partecipano, quindi la Proloco di Mosnigo, l'associazione CIS, gli Alpini di Mosnigo e la Via degli Spiedi. Dietro di noi stanno procedendo alla gara degli Spiedi come ormai da 7 anni, sono 10 concorrenti in totale, ci sarà una giuria predisposta che fa parte dell'Accademia dello Spiedo di Pieve di Soligo, la quale avrà il compito di eleggere lo spiedo migliore. La collaborazione ci vede coinvolti per il 2° anno consecutivo. Noi operiamo ovviamente in quella che è la nostra cornice, quindi la Via Francia, questo luogo quasi incantato, quasi senza tempo, diciamo che il tempo l'ha risparmiato un po', mantenendo alcune delle peculiarità e delle caratteristiche del passato. Noi ospitiamo la parte di espositori un po' più diciamo con un aspetto artigianale e di lavori tradizionali. Ci sono gli impagli a serie, impagli a careghe come si dice da noi, col palù, i falegnami, gli intarsiatori, eccetera eccetera. Insieme alla gara di Spiedi quest'anno abbiamo aggiunto una nuova manifestazione delle Lancia Delta col Bassano Delta Club, tanto per ravvivare ogni anno sempre di più con qualcosa di nuovo il programma della manifestazione. Facciamo un breve riassunto allora. Partenza delle Lancia Delta storiche, Spiedi in esposizione e gara di Spiedi, mostra dei fiori, mostra in chiesa, in canonica, mostra degli spiedi storici, mostra delle donne del filò, tanta carne al fuoco e voi sempre numerosissimi, quindi veramente un grazie a tutti i volontari. Certo che sì, quest'anno abbiamo ampliato un po', cioè ci siamo sparsi un po' di più nel paese, abbiamo amplificato tutto quello che c'era di nuovo, innovativo, tipo le Raduno Lancia Delta, una macchina storica 7 volte campione del mondo di rally, che abbiamo visto che ha portato tanta gente, tanti curiosi. Abbiamo i trattori d'epoca qua nella via adiacente. Insomma, vedo che la gente sta apprezzando molto tutte queste novità. E voglio fare un ringraziamento particolare a tutti i nostri collaboratori e i volontari che si prestano sempre a dare una mano molto volentieri. E guarda, tutti giovani, tutti volenterosi e tutti voglia di fare, ripartire dopo questi 2 anni, diciamo, di Covid, nel trapasso tra Covid e il ritorno alla normalità. Sì, in realtà al 10° anno vengono richiamati tutti i vincitori delle varie edizioni, quindi sono 10 cammini, quindi 10 edizioni. Al 10° anno ogni vincitore dal primo fino al 10°
avrà un'edizione tra virgolette speciale per eleggere il migliore di tutti quelli che hanno partecipato finora. Sì, noi cerchiamo di essere vicini alle associazioni, alle volte anche semplicemente con un contributo economico. Per quel che riguarda l'amministrazione comunale ci teniamo a portare avanti il Festival della Cultura, che è giunto alla 6ª edizione, propone una trentina di eventi che vanno da ottobre a giugno dell'anno prossimo, quindi l'edizione 2022-2023 si chiuderà il 10 di giugno di quest'anno. Non mi stancherò mai di ringraziare i residenti, perché non ci dimentichiamo che è un posto abitato e per cui noi operiamo in degli spazi che sono in parte abitati e in parte che ci hanno lasciato in uso e che noi abbiamo la cura di conservare insieme sempre ai residenti. Ci teniamo, siamo estremamente ospitali, quindi arrivederci a Moriago della Battaglia. Niente, vi aspettiamo a giugno per il prossimo evento che sarà San Pietro e Paolo, che sarà come ormai di consueto la gara di calcio saponato. Poi avremo altre, oltre del calcio saponato, avremo altre novità per giovani. Poi vi aspettiamo il solito classico San Martino, che è il nostro patrono principale qua di Mosnigo, e poi altri eventi che susseguiranno qua nella piccola frazione di Mosnigo. E sicuramente noi vi seguiremo, perché venire qui a Mosnigo è sempre un piacere. Grazie mille William. Diamo appuntamento a tutti i telespettatori anche al prossimo anno a Mosnigo in Fiore. Certo che sì, vi aspettiamo qua numerosi. Ciao a tutti, grazie mille, ciao Luigi e buona continuazione a tutti. Grazie William.